questo mi ha aiutato a spezzare un attimo l'emotività di parlare davanti a un po' di persone. Allora, l'approccio mio a questo suggerimento del corso di memoria non l'ho fatto in prima battuta per carenza di memoria, anzi credo di averne un buon dosaggio di memoria, però non per questo non mi sono fatto perdere l'occasione di poter anche sfruttare quali meccanismi posso incrementare nella capacità di apprendimento, nell'anche sviluppare una serie di programmi nell'arco di una giornata seguendo delle scalette più logiche, non troppo a sguizzi. Questo percorso che abbiamo fatto di compagnia, di gruppo, a me è servito moltissimo personalmente per potermi confrontare con persone, professionisti di altre specialità, non solo la mia. Purtroppo capita nella nostra specialità di sentirsi sempre i leader del nostro settore come unica punta come un deo dell'Olimpo. Non ho mai condiviso questa opinione, ho sempre cercato di abbassarmi, anche se tendenzialmente ho ereditato altre educazioni come da parte dei miei, potevo dar di più, figlio unico, potevi fare meglio, sempre tira, insomma mi sono trovato che a 30 anni avevo costruito di tutto, di più e non mi ero mai fermato un attimo per dire, oh, però, non ce l'ho mai fatta. E star qua con voi è stato un doppio lavoro, un lavoro che merito della conduttrice Nicoletta, ma anche un merito tutto vostro, della vostra compagnia che mi avete dedicato, perché il mio carattere, lo ammetterò per la prima volta, è un carattere micidialmente bastardo. Quindi ringrazio voi la giornata di oggi che mi permette di dirlo per la prima volta serenamente, c'è proprio carattere testardo. E ho risvegliato delle tecniche, abbiamo approfondito delle altre come apprendimento, come rilassamento, come colori, switch. Ho avuto un'enorme soddisfazione di poterle applicare in famiglia con le bimbe, e quindi lì è un'apoteosi mostruosa, cioè proprio vedere progressi e crescite enormi. L'autostima mi ha aiutato a concretizzare l'autostima su me stesso. Non resta altro che dire grazie di questo incontro e mi auguro di incontrarci presto sul prossimo.